Buongiorno a tutti, bentornati alla trasmissione Intra la nostra dente. Questo è il secondo ciclo di trasmissione ormai. Sono sottalnei con che chi ha visto le puntate dell'anno passato ha caratterizzato anche la prima puntata nostra dal Cumelgu, comunque in cui sono in Val Comelico ad Anta in compagnia di Michele Festini che è un rappresentante del soccorso alpino della Val Comelico, per parlare insieme lì della montagna e dal rapporto che tra la montagna e la denti dal Cumelgu in particolare. Ciao Michele. Ciao e buongiorno a tutti. Ecco, allora a ti domandi a Lolu chiaramente qual è la situazione del soccorso alpino che là in Cumelgu, quindi quanti persone è, se è un gruppo numeroso, se chiaramente è anche idoneo che fa parte e che comunque senti la passione per la montagna sia di stiadi che d'inverno. Sì, il soccorso alpino in Val Cumelgu costituisce a oggi da 18 unità. Sono il gruppo Pidogn di tutta la delegazione bellunese perché l'età media è 35 anni, per cui è una bella soddisfazione. Questo vedi che è partecipazione di molti doni che si avvicina anche al soccorso alpino oltre che alla montagna, perché per essere un buon soccorritore bisogna essere prima di tutto un appassionato della montagna. In Val Comelico è 2 stazioni di soccorso alpino, una che riguarda proprio la Val Comelico che va dal Passo Montecroce fino alla Val Visdendi, e dopo è la stazione di Sappada. Tutte le stazioni del soccorso alpino bellunese fa capo alla delegazione bellunese e secondariamente al SASV che è al soccorso alpino veneto. Hai capo questo per quel che riguarda l'organizzazione appunto del vostro ente, ma una curiosità che voi fate presenti meia personale, ma pensi anche chi che ascolta, è questa: a che tipo di preparazione sei di chiamati insomma fei? Ma il soccorso alpino di Don è in senso lato la montagna, per cui tutti gli interventi in ambiente ostile, ormai adesso la nostra associazione è stata riconosciuta anche a livello nazionale, per cui è tutta una serie di norme che prevede il soccorso e la partecipazione del soccorso alpino nelle operazioni di salvataggio. Sono l'unico ente proposto per fare questo tipo di attività. Sono 12 volontari appassionati della montagna che si prepara secondo una serie di livelli, per cui si attacca con il livello base, a no che il soccorritore entra a fare parte della stazione, attacca a capire qual è l'attività, attacca a fare i gruppi, attacca a fare le prime calate, fai insieme a racchietta, magari che ha più esperienza, a fare le prime uscite, e dopodiché man mano c'ha esperienza e dopo spedignanti con i vari livelli, fai il tecnico di soccorso alpino, dignanti in campo fa il tecnico di elisoccorso e quindi prestare il proprio servizio anche eventualmente presso il 118, quindi l'elisoccorso di Pieve di Cadore e Treviso. E quindi è una serie di gradini da percorrere in base all'esperienza che un matura negli anni. Ecco, in quanto tempo un volontario può raggiungere il livello anche sufficiente per dopo poter fare in uscita, insomma, di soccorso vero e proprio? Ma dirò che il tempo è relativo all'impegno che una persona mette. Se uno è appassionato e frequenta la montagna in maniera assidua e costante, anche al giro di 2-3 anni per maturare l'esperienza necessaria per poter poi dire a fei e a soccorri eventuali aventi bisogno, insomma. È più difficile tecnicamente in soccorso estivo o invernale? O tutti i 2 tipi a
le sue componenti di rischio anche. Sì, diciamo che ogni stagione ha le sue caratteristiche e diciamo, secondo il tipo di stagione invernale o estiva bisogna essere preparati. Ho visto come nell'ultimo inverno molti eventi valanghivi che in Cumelgon si è verificata da diversi anni ha costretto, diciamo così, la nostra stazione ad avere una preparazione anche molto specifica sulla parte neve, per cui non esiste una difficoltà particolare d'inverno piuttosto che di stiadi. Sicuramente bisogna essere sempre parciati 365 di Salan. Credo sì. E oltre all'attività diciamo, di preparazione del soccorso, prevedete anche una fase educativa, quindi frequentate anche le scuole eventualmente per sensibilizzare anche i doni e i pipisti insomma al rispetto e al rapporto con la montagna. Sì, diciamo che io faccio una premessa che sicuramente al fatto che tutti i componenti del soccorso alpino siano volontari è ben impegnativo fare l'attività di soccorso, cercando di impegnarsi anche con un'attività di sensibilizzazione nei confronti di pipisti, perché chi cresce sapendo l'ambiente hanno chi vive e i rischi che è intrinseci della montagna. Farò una serie di incontri con le scuole in periodo scolastico, no, che cercano di trasmettere ai canai quali che appunto qualche è l'ambiente che li circonda e quali i rischi che comporta l'andare in montagna di stadi e d'inverno. E da parte sua è un certo interesse? Ma i canai per cui la ciappa forse anche in modo così superficiale sta roba, però svedi comunque che su certi argomenti e più magari certi canai più attenti, fa delle domande, si interessa, per cui è anche una bella soddisfazione. E dopo io penso che l'importante è samnà e dopo insomma algo sei sicuro che possa raccogliere anche col tempo. E bel da Calcan fate questo tipo di attività di scuole? Ma sì, è diversi anni. Io sei al soccorso alpino dal 96 e circa da una decina d'anni annualmente farò questo tipo di incontri, per cui insomma da un tempo discreto. Sì. Magari i canai che niente vedi le scuole dopo Calcan, magari volontario e desideroso insomma da contribuire anche all'opera che facevi insomma. Sì, diciamo che l'attività del soccorso alpino gli dà anche segnala l'attività dell'alpinismo giovanile che segue il CAI, per cui i canai che ti hai visti a scuola e ti insegnò magari certi robi, certi manovre, ti spiegò certi meccanismi della montagna, ti licetti a fare i corsi dal CAI e è successo un camò che adesso è qualche giovane leva che fa parte del soccorso alpino che magari nei gli onciatati che sono due a scuola a fare le lezioni. E questa chiaramente è l'educazione che cerca da dare ai canai e anche ai genitori. Chiaramente vuoi dare dei messaggi di un certo tipo di rispetto della montagna, di i limiti che bisogna osservare per poter avvicinarsi alla montagna e alla natura in genere. Chiaramente questa è una domanda che io ti da fare, Michele, dopo tu insomma come rispondi, perché direi a tu c'è magari un nervo squerto, in cui non fai riferimento ai fatti di cronaca e quindi alle tragedie che è successi, che ha visto protagonisti sia la gente comune che purtroppo proprio gli esperti del soccorso alpino. Tu che dici in merito a sti fatti? Ma io credo che la montagna non sia niente di sicuro, la prudenza è la prima roba che bisogna affrontare, come ti hai detto giustamente tu, ho parlato anche degli amici, fate anche parte del soccorso alpino e questo ci fa rifletti, però da essi anche uno sprono perché scontinui l'attività di informazione e da trasmettere ai canai, ai pipisti che si avvicina alla montagna, che la montagna non è un mostro, è inutile fare leggi e leggine che probabilmente non serve a niente, basta fare una informazione e la denti da avvicinarsi in punta d'impes alla montagna, avere rispetto e che anche il momento avere anche il coraggio da tornare da voi e da decidere che forse la gita è stata bella lo stesso anche se si era in cima.
Purtroppo è insegnamenti che porta con sé anche vittime, però diciamo che messaggi chiari che la gente insomma ha per forza da fei propri, ecco. Grazie Michele per la tua disponibilità e a presto e complimenti per la tua attività che la di tuoi colleghi. Grazie e saluti a tutti e svodon sulle montagne della nostra terra.